Anime migranti è il titolo del convegno dibattito tenutosi a Sora presso il Deliri Caffè Bistrò, organizzato dal collettivo Storie da Mare, con l'obiettivo di discutere di un tema di grande attualità: l'immigrazione. L'idea è quella di diffondere conoscenza principalmente, perché una buona accoglienza, una buona integrazione, una buona inclusione parte dalla conoscenza, no? Quindi finalizzata al combattere le paure, perché si sa, tutto ciò che non si conosce si teme e quindi di conseguenza è necessario conoscere e ascoltare per creare un clima meno ostile e quindi essere pronti ad accogliere la diversità, confrontarsi e magari far venire fuori qualcosa di buono, perché vi assicuro che non può esserci niente che non sia buono in tutto questo. La battaglia si sa, si combatte sul terreno pacifico dell'accoglienza, perché la qualità della convivenza civile migliori, per aiutare insomma anche il territorio a conoscere meglio alcune presenze, in particolare, ecco, lo sappiamo, quella dei ragazzi africani, che hanno una caratteristica in più rispetto a tutti gli altri stranieri che sono pure presenti nel territorio: il fatto che abbiano la pelle nera, è questo che purtroppo sappiamo bene da tempo genera immotivate paure, o delle paure, come dire, che noi non giudichiamo, che non condanniamo, ma che vorremmo che si diradassero grazie appunto alla luce della conoscenza. Ad illustrare le cause maggiori dei fenomeni migratori dall'Africa verso l'Europa e dall'interno della stessa Africa la professoressa Maria Cristina Ercolesi, docente dell'Università L'Orientale di Napoli. Le cause sono molto complesse e possono essere distinte tra cause che hanno carattere, non so, più politico, dittature, violenza politica, e quindi diciamo quelle persone che scappano perché chiedono una protezione internazionale in quanto rifugiati, no? Oppure persone che hanno motivazione più di carattere economico. Però adesso la distinzione sta diventando sempre meno netta tra migranti economici e, diciamo, rifugiati, no? Cioè, sono complessi di fattori che agiscono e portano le persone a muoversi, soprattutto persone giovani. Questa è l'altra caratteristica: persone molto giovani che non trovano più una collocazione all'interno dei loro paesi, soprattutto in termini di occupazione. Durante la serata è stato illustrato il dossier statistico Immigrazione 2018, giunto alla 28ª edizione, che offre una lettura puntuale, aggiornata ed articolata dell'immigrazione in Italia. Noi cerchiamo di entrare nel merito delle cose che si dicono attraverso i dati statistici, che è una maniera di essere più oggettivi, e questi dati statistici dimostrano che il senso comune, quello più diffuso, non sempre è il buon senso, che c'è una grossa differenza per molte questioni tra quello che la gente per lo più pensa e quella che è la vera realtà. Noi punto, per l'economia, per il lavoro, per la criminalità, per la previdenza, insomma trattiamo 10 punti, mostrando che molte cose non sono giuste, lo si dice ma non sono giuste. Io rappresento solo un punto di vista, ma un punto di vista che è basato sui dati, e voglio invitare questi amici italiani: basiamoci sui dati. Siamo stati un paese di immigrati in altri stati, abbiamo avuto bisogno degli altri, cerchiamo di essere un paese più accogliente. Ospite della serata anche Claudio Paravati, direttore della rivista Confronti, che ha raccontato la felice esperienza dei corridoi umanitari, un'alternativa sicura e legale per evitare i viaggi della speranza nel Mediterraneo. Fare i corridoi umanitari è stata un'idea, una speranza, e ha dimostrato che è fattibile salvare vite prima che le persone si mettano in mare e rischino la propria esistenza con la propria famiglia, con i propri cari. Era un'idea che nessuno aveva, sembrava una cosa impossibile da fare, e invece si è fatta.